Dal porto di Catania parte il grido d'allarme che sta coinvolgendo tutta la Sicilia ma anche la regione Calabria. Giorno 1 maggio abbiamo previsto 100 pescherecci che andranno a fare il blocco navale, il blocco dello stretto di Messina, proprio per fare sentire la nostra voce al governo Meloni, il governo che in questo momento ci ha completamente neanche calcolati. Materialmente noi chiediamo che venga effettuato innanzitutto la convocazione degli Stati Generali della Pesca e che comunque il governo intervenga per far sì che venga messo un tetto massimo al prezzo del carburante, quello nostro che dovrebbe essere defiscalizzato, e in tempi ordinari noi chiediamo che il diesel venga pagato da 40 a 50 centesimi al litro. In termini di economia di guerra tipo quella attuale, il tetto dovrà superare e dovrà oscillare tra 60 e 70 centesimi al litro. La protesta di giorno 1 maggio è, come dire, una protesta di alto valore simbolico e che praticamente coinvolge non solo le marinerie siciliane e quelle calabresi, ma anche le marinerie di tutta Italia. Dopo questa manifestazione è prevista la convocazione di tutti gli armatori italiani che si riuniranno per decidere un cambio di bandiera, e un cambio di bandiera significa un'offesa all'orgoglio italiano, visto che noi praticamente trasferiremo le nostre bandiere in Tunisia o a Malta, quindi è come dire un cambio di nazionalità, e questo cambio di nazionalità per noi comporterà che ad esempio in Tunisia paghiamo il diesel da 20 a 30 centesimi al litro. Come può fare il governo italiano a ridurre il prezzo del carburante? Perché poi il discorso si ripercuote sempre sui soldi. Basta che loro utilizzano al meglio i fondi europei. Solo diciamo, l'Europa ha mandato 700 milioni di euro in quest'anno per progetti inutili e spesso mai realizzati e che non sono serviti a niente, visto che se non ci sono interventi immediati noi siamo completamente KO. Come associazione Catania Storica siamo fortemente con gli armatori, perché è inammissibile che dei lavoratori nel territorio italiano devono pensare di andare in un altro stato perché il carburante costa di meno. Quindi la prima cosa da fare è ribassare il costo del carburante e soprattutto le accise, perché un prodotto come il pesce che va nelle tavole degli italiani non può avere dei costi che cadono sulle tasche del consumatore. È vergognoso. L'Italia deve avere la sua identità e non possono pensare i cittadini italiani di andare in un'altra parte del mondo per continuare a lavorare. La Confederazione CISAL di Catania affianca la protesta degli armatori e dei pescatori siciliani. Da Catania parte il grido di aiuto verso il governo affinché i costi del carburante per effettuare le proprie attività quotidiane ritorni a uno standard ammissibile. Tutti questi costi che sia gli armatori che i pescatori devono sostenere alla fine si ripercuotono comunque su tutti i consumatori. È inammissibile che lo Stato italiano in questo momento, per la scelta di pochi dall'altro lato del mondo, non intervengano immediatamente anche a supporto a tutela di queste persone. Questo grido parte da qui, ma man mano occuperà tutte le posizioni della filiera sia ittica che agroalimentare, in quanto è una protesta che avrà una trasversalità che impatterà su tutti. Oggi parte da qui e chiediamo al governo un supporto affinché il costo del carburante ritorni immediatamente ad essere sostenibile sia per gli armatori che per i pescatori. Senza troppi giri di parole, occorre un intervento e un aiuto immediato nei confronti dei pescatori e di tutti gli armatori, di tutto il comparto pesca. Ci troviamo in una situazione critica, sono al collasso, non riescono più ad uscire le barche, non si riesce più a pescare, i costi sono molto più alti rispetto alle entrate e quindi rischiamo di lasciare le barche parcheggiate al porto e i lavoratori stanno rischiando anche il posto di lavoro. Ricordiamoci che la nostra Repubblica è basata sul lavoro. L'articolo 1 della nostra Costituzione recita che la Repubblica è basata sul lavoro, quindi dobbiamo garantire il posto di lavoro a tutti i nostri pescatori e non ci possiamo permettere di lasciare famiglie a casa senza cibo e senza la possibilità di sopravvivere, perché comunque la pesca e il lavoro del pescatore è molto complicato, è molto difficile, quindi va sostenuto e va aiutato in tutto e per tutto. Aiutiamo i pescatori, chiediamo al governo un intervento immediato, urgente,
subito, immediato. Per ora siamo disposti a sederci ad un tavolo tecnico per cercare di trovare delle soluzioni, dei fondi di sostegno, dei fondi di emergenza e il calmierato delle accise sul carburante. Aspettiamo risposte ora, immediate.